Non so se siamo pronti ad affrontare questa conversazione. Non è un doppione del video di ieri, sicuramente, dove ho parlato più della partita. Poi sono uscite un pochino di cose in nottata per me, in mattinata per voi, ovvero l'intervista post partita di Kevin e una serie di voci riguardante un suo infortunio, poi confermate da Garcia. Non mi trovo, cominciamo. C'è una differenza sostanziale tra Modric e De Bruyne e il paragone veniva fatto anche l'anno scorso, nonostante qualche anno di età di differenza, e adesso che noi abbiamo Allegri che ha utilizzato Modric in quel modo è inevitabile pensarci, però una differenza grossa secondo me c'è. E volevo metterla sul piatto e capire anche quali sono le vostre impressioni. Benvenuti se siete nuovi sul canale. Io sono Valerio Fluido da New York, mi piace parlare del Napoli e alla mia community quando si inchiomma la community sul video, chiedo un like e un po' di hype per far girare il video con l'algoritmo. Vi ringrazio e vi dico, anzi vi suggerisco, visto che alcuni video non possono finire sui social media perché ti bloccano i diritti, non ti permettono di postare apertamente cose che riguardano il campo, nella descrizione trovate il canale Telegram, che è un link semplicissimo che vi riporta a un mio canale dove io posso mettere dentro video di qualunque natura e non me lo può perché è privato, è aperto a tutti ma è privato, e lì mi sono messo a fare la Kevin Cam, cioè a registrare tutti i movimenti finali di De Bruyne da quando si è toccato un attimo dietro al flessore, e quindi da lì poi, venendo subito la sostituzione dopo pochi minuti, qualcuno ha tirato le somme che De Bruyne si è rotto di nuovo, e non è così. Le parole di Garcia sono state: anche De Bruyne non è riuscito a finire la partita, parlando in generale di tutti gli infortuni tra Tielemans e Courtois che hanno subissato il Belgio in questa partita. Però da quello che sembra a me, dalle immagini, e lascio valutare a voi, lui si tocca dietro, si beve quell'intruglio che a volte i giocatori bevono, può essere un antidolorifico, può essere qualsiasi cosa, non lo so tecnicamente, ma continua a correre, continua a fare gli ultimi minuti, consapevole che può uscire a quel punto perché non può dare nei minuti finali una mano. Ricordiamo che il Belgio era sull'1-1 in quel momento, ma a me sembrano crampi, perché poi si butta a terra, si tira un pochino la gamba, si rialza, continua a correre, continua a calciare il pallone, e anche quando commette fallo da ammonizione a centrocampo subito si rialza e dice: mi puoi togliere adesso, ho preso anche il giallo, e corre verso la sostituzione con Saelemaekers senza più smorfie di dolori. Secondo me sono crampi, poi magari ha sentito qualcosa che ha tirato, si è fermato in tempo, di storie del genere ce ne sono tantissime, però la narrazione tossica che si porta adesso De Bruyne dietro è che si rompe sempre, che non è integro e che ce ne dobbiamo liberare. Io soffro quando si dice così, perché un giocatore del genere, con la sua potenza anche mediatica, io l'ho sempre voluto a Napoli, ed è un peccato che insomma non ce lo siamo goduti appieno, perché essendosi fatto male quel maledetto rigore contro l'Inter, poi dopo abbiamo visto sprazzi quando è tornato e sprazzi prima di quell'infortunio. Però la riflessione sul De Bruyne calciatore del Napoli secondo me va fatta, che in questo momento non credo che siamo in grado di sostenere un ingaggio, il più grosso ingaggio di tutta la squadra, per un giocatore che magari avrebbe senso di utilizzare a mezzo servizio, come super sub, come giocatore che ti entra e ti fa girare la squadra quando devi gestire un risultato, o anche come giocatore che può inventarsi la giocata contro le squadre chiuse quando lo devi recuperare il risultato. A me piacerebbe tantissimo dire: lo metti al centro di questa squadra, gli trovi
il modo ideale per utilizzarlo e gli fai gli altri 9, trovi un sistema per metterglieli accanto. Però c'è anche da considerare che l'intervista che Kevin fa a fine partita, dove ovviamente è esausto, è dispiaciuto, potrebbe essere la sua ultima partita con la nazionale, quasi sicuramente l'ultimo mondiale, e gli chiedono, dice, hai una parola per i napoletani che ti stanno aspettando, e lui quasi sbuffa, dice they are waiting for you. Well, let me just take a break, I just finished the last game of the season, it's been a tough year, but I worked really hard, I showed that I could come back in a good way after a big surgery, but let me take a break and then I'll be back. Cioè, l'impressione che ho avuto io è che machine ma cool, nel senso che mi chiedi una cosa del genere, non ho la testa in questo momento di pensare ai napoletani che mi stanno aspettando, devo assolutamente andare in vacanza, ed è un discorso che io anticipo con il video di ieri: andate al mare, andate a rilassarvi, sia lui che Lukaku, perché la stagione è stata faticosa anche mentalmente visti gli infortuni, e hanno poi dato tutto per la loro nazionale, arrivando anche un po' oltre quelle che potevano essere le previsioni iniziali e poi uscendo nel finale, proprio allo scadere dei 90 minuti. Quindi io non l'ho presa benissimo l'intervista, onestamente. L'ho anche mostrata a chi non ha il preconcetto del tifoso o il preconcetto nei confronti di Allegri, perché in the back of my mind De Bruyne dice: ok, ho fatto quelle dichiarazioni su Conte, adesso dico dobbiamo parlare con il Napoli perché io sono venuto a giocare ma con delle idee di calcio e prospettive un po' diverse. Adesso arriva Allegri, non è che la situazione migliora, quindi io non è che finito il mondiale non vedo l'ora di rimettermi in corsa e di allenarmi come un pazzo alle direttive di Allegri, che farà un calcio difensivo e quindi dovrò stare lì e sperare che i miei lanci lunghi arrivino a Højlund. Io purtroppo l'ho letta così, altri invece l'hanno letta tranquillamente, in un momento di stanchezza, ho bisogno di una pausa e poi ne riparliamo. Ho dimostrato, aggiunge, anche dopo un infortunio pesante e un'operazione chirurgica, di essere tornato bene, quindi ho ancora possibilità, datemi il tempo di prendere una pausa e tornerò. Però quello che è il discorso più delicato e che per il tifoso del Napoli è difficile accettare è che De Bruyne è un po' più grande di noi. Lo so che è difficile da accettare, nessuno è più grande della maglia, però per quello che lui rappresenta, per quello che lui ha fatto nella sua carriera, io non credo che lui abbia difficoltà a schioccare le dita e a trovare una squadra qualsiasi per svernare, che può essere nella MLS, può essere in Turchia, può essere in Arabia, può essere in Belgio, in qualche altro campionato minore, o nei campionati maggiori in squadre minori. Un giocatore di quello status la trova la squadra quando vuole lui. Noi contemporaneamente pare che abbiamo un bisogno insormontabile di toglierci gli ingaggi pesanti e di andare su una situazione economicamente più sostenibile. Se il fatturato non aumenta, automaticamente mi viene in mente questo, e si ritorna a quel video vecchio: ho paura per Kevin nel futuro, quando si parlava anche della sostenibilità e di quello che ci ha portato al blocco del mercato a gennaio. A me fa tristezza, avrei voluto veramente potermelo godere un po' di più, e dentro di me spero ancora che si possa fare, insomma, trovargli un ruolo che possa essere anche marginale in una squadra. Sarebbe un super sub di lusso. La differenza che vedo con Modric è che Modric ha sempre detto di essere tifoso del Milan da bambino, viene con la voglia anche di togliersi uno sfizio della sua carriera, cioè se io ho sempre visto il Milan come una squadra mitica e mitologica, vado a fare una stagione, un'esperienza, adesso vediamo se vorrà continuare, ma si toglie uno sfizio, un po' come anche Beckham venne al Milan per prepararsi poi alle sue nazionali e disse: al Milan, quando ti propongono il Milan tu
al Milan ci vai. E questo purtroppo è uno status di squadra che noi dobbiamo accettare che non abbiamo. Lo possiamo avere per qualche giocatore che vede in Maradona il non plus ultra del calcio, il dio del calcio che va oltre il calcio giocato, quindi per qualche argentino, ma più si va avanti col tempo, con gli anni, meno Maradona avrà quello status nei confronti delle nuove generazioni. Messi sta facendo quello che sta facendo, quindi il paragone Maradona-Messi si sta sbilanciando sempre di più verso Lionel, e le nuove generazioni, prendete Kvara nasce con il mito di Cristiano Ronaldo, Mbappé cresce con il mito di Cristiano Ronaldo, quindi sarebbe importante creare anche come squadra uno status internazionale e di appeal che va al di là di quello che è il passato. Se noi parliamo sempre ai tempi di Vinicius, purtroppo a livello internazionale se ne fregano assai che il Napoli giocava bene ai tempi di Vinicius, non sposta. Quello che sposta è se tu fai sembra quasi che sai poco. Allora, grandissime cose in ambito internazionale, se tu porti trofei a casa e se tu aumenti il valore di certi giocatori che poi quando spiccano il volo e spiegano le ali da qualche altra parte dice però il Napoli l'aveva individuato, un po' come è il Lille che è un grandissimo scouting e poi tira fuori grandi campioni. Il Napoli tira fuori Kvara, il Napoli tira fuori Fabian Ruiz che continuano a essere decisivi, e tutta una serie di giocatori che non vi sto qui ad elencare ma che conosciamo molto bene. Quindi in conclusione, no, non è rotto per quello che ho visto io del finale di quella partita, e no, non ha una fretta incredibile di tornare a Napoli, e anche giustamente aggiungo. Poi se l'avete vista come me, insomma, di un po' di insofferenza, lo capisco perché l'ho vissuta anche io così, però c'è da comprendere l'uomo al di là del professionista che è pagato da noi, la solita storia, no? Sei pagato da noi quindi devi fare, è giustissimo, però Kevin è sempre stato così, un campione un po' più schivo, un campione che più, a volte ha anche detto, lo ricordo in un'intervista, ha detto non ho quella fame di allenarmi e di giocare a calcio che avevo quando ero più giovane, però ha dimostrato una professionalità anche senza quella cosa di baciare lo stemma oppure dicevo per i napoletani farei qualsiasi cosa. Non è lui, non è quel personaggio lì, è falso o vero che sia la dichiarazione, non la dice, però la professionalità l'ha dimostrata sia con il Belgio che con il Napoli. Insomma, rincorrere i calciatori, e non è da tutti se sei un top, fare fase difensiva, non aspettare da fermo il pallone, e in ultimo l'ha dimostrato anche con la sua nazionale. Se ha sentito un dolore ha continuato a stringere i denti finché non è arrivata la sostituzione per dare una mano alla squadra in maniera assolutamente asettica, fredda e razionale. Dovremmo chiedergli di trovare una squadra che fa un'offerta anche simbolica. A noi andrebbe bene anche probabilmente semplicemente risparmiare l'ingaggio e augurargli ogni bene ovunque lui andrà. A livello romantico io vorrei che De Bruyne fosse messo al progetto dell'anno prossimo, nel progetto dell'anno prossimo al centro, e che faccia gol e assist straordinari che poi ti portano anche un valore alla squadra, perché quando De Bruyne fa una qualsiasi cosa, un passaggio illuminante o anche un passaggio semplice, tutto il mondo ne parla perché ha una fan base straordinariamente legata a lui e a lui più che alle squadre in cui lui gioca. Quindi si dovrebbe sfruttare anche a livello mediatico quella che è la sua figura, però non lo sappiamo se si potrà fare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio e vi ringrazio per il vostro supporto. Tra un po' finisce pure il mondiale e ci concentreremo ancora di più sul mercato, che la Fiorentina non si finisce più, stanno comprando proprio a raffica. E il terzino dell'Inter, attenzione, perché è bloccato da situazioni probabilmente da approfondire a livello medico, e quindi forse lì vedremo se siamo stati beffati noi o se saranno beffati loro.